È quasi tutto pronto per le elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022. Si voterà dalle 7 alle 23, dopodiché inizierà in tutta Italia lo spoglio delle schede elettorali. Il rinnovo di Camera e Senato avviene con tempi anticipati rispetto alla naturale scadenza del 2023, in seguito alle dimissioni del governo presieduto da Mario Draghi, a cui ha fatto seguito lo scioglimento del Parlamento decretato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il sistema elettorale per Camera e Senato è il medesimo, misto, proporzionale e maggioritario. L'elettore avrà una scheda per la Camera, colore rosa, e una per il Senato, colore giallo, concepite allo stesso modo. Sulla scheda vengono stampati i nomi dei candidati al collegio maggioritario uninominale, aggregati per coalizioni. Sotto ciascun nome sono stampati i simboli dei partiti che lo appoggiano, con ciascuno fino a 4 candidati per il collegio proporzionale plurinominale. L'elettore dispone di diverse modalità di voto. Se vuole votare soltanto per l'uninominale, gli basterà tracciare una croce sul nome del candidato uninominale prescelto. Se vuole votare anche per il plurinominale, traccerà una croce anche sul simbolo del partito preferito. Tracciando la croce soltanto sul simbolo del partito, il voto si trasferisce automaticamente anche al candidato per l'uninominale. Non c'è voto disgiunto, non si può quindi votare per un candidato all'uninominale e contemporaneamente per un partito che non appoggia quel candidato, ma ne appoggia un altro. In questo caso la scheda verrà considerata nulla. Per la Camera il numero di deputati da eleggere è di 400, dei quali 8 eletti nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi, 146 seggi, sono assegnati nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. I restanti 245 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale a livello nazionale in 49 collegi plurinominali. Per il Senato il numero di senatori da eleggere è di 200, di cui 4 nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi, 67, sono assegnati nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. I restanti 122 seggi sono assegnati in ciascuna regione nell'ambito di 26 collegi plurinominali con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato la soglia di sbarramento. L'età minima per votare è di 18 anni sia per la Camera che per il Senato, mentre fino alle scorse elezioni per il Senato bisognava avere compiuto 25 anni. Domenica 25 settembre si vota anche per l'elezione del Presidente della Regione per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana con la scheda verde. La scheda è unica, ma l'elettore dispone di 2 voti. Un voto per la scelta della lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione. Un voto per la scelta della lista provinciale, in questo caso si può esprimere la preferenza per uno dei candidati alla carica di deputato regionale. Nel caso in cui non venga espresso alcun voto per una delle liste regionali, il voto validamente espresso per una lista provinciale si estende automaticamente anche alla lista regionale collegata. È prevista dunque la possibilità di esprimere il voto disgiunto. L'elettore può votare una lista regionale e una lista provinciale non collegate fra loro, quindi è possibile tecnicamente esprimere una preferenza per il deputato all'ARS e una preferenza per un candidato alla presidenza della regione appartenente a uno schieramento politico differente. L'elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al Presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine il Presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate. Per votare, oltre alla tessera elettorale, è necessario presentare un documento d'identità, anche se scaduto, precisano le FAQ del Viminale. Vale anche una tessera rilasciata da un ordine professionale se è corredata da una fotografia. La tessera elettorale si rinnova, per chi l'avesse scaduta, all'ufficio elettorale del comune di residenza. Se gli spazi sono tutti occupati da timbri è meglio pensarci per tempo, per evitare le file dell'ultima ora. In ogni caso gli uffici comunali predisposti al rilascio delle tessere resteranno aperti dalle ore 9 alle ore 18 il 23 e il 24 settembre e nel giorno delle votazioni per tutta la durata delle operazioni di votazione.